A Nuoro sta nascendo un parco nel nome di Grazia Deledda, grazie all'opera di tanti volontari. Ancora Graziano Canu. Dopo aver messo a dimora il pino, il nuovo pino simbolo di rinascita, oggi ci troviamo a mettere a dimora la vigna nello stesso storico luogo nel quale c'era la vigna di Grazia Deledda. Periferia sud della città, vicino al carcere di Badue Carro, stesso luogo dove la famiglia di Grazia Deledda aveva il podere, la vigna e il maestoso pino sotto il quale il premio Nobel amava sedersi a scrivere. Il pino ha ceduto qualche anno fa al tempo. In quei giorni è nata l'idea di ricreare l'intero podere. Prima è stato messo a dimora un giovane pino, conservando parte del vecchio enorme tronco. Ora ecco rinascere la vigna. Responsabile del reimpianto di questa vigna, ma anche pronipote della Deledda. Ecco, che vigna avevano i Deledda? Allora avevano un vigneto, come si usava al tempo, un po' misto, di diverse varietà autoctone, che servivano sia per l'uva da portare a casa, e una parte veniva utilizzata anche per fare. Il vigneto che stiamo cercando di ricreare sono 1000 piante di Cannonau, del Bovale, una varietà autoctona del posto che è stata riscoperta da degli studi fatti dalla Agris. Si cercherà appunto di creare un vignettino che sia logicamente rappresentativo della cultura viticola sarda, il ritorno del vigneto che era appunto appartenuto alla famiglia Deledda. Presto, grazie a un lavoro fatto esclusivamente da volontari e con contributi materiali non solo da Nuoro, nascerà un parco. Noi auspichiamo che appunto dopo aver piantato l'albero, la vigna, realizzato la casetta, ripristinato l'antica vasca, si abbia alla fine un luogo che possa diventare un parco deleddiano a tutti gli effetti per la città di Nuoro, ma non solo, per tutta la regione.